Sono 23 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Sardegna, che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 1161. La buona notizia è rappresentata dalle 49 persone guarite, che portano il totale a 208. Purtroppo ci sono da segnalare 3 nuovi decessi, 83 in totale, tra i quali quello del chirurgo Marco Spisu, che si è infettato mentre operava nel Policlinico Sassarese un paziente poi risultato positivo al Covid-19. Nell'isola in totale sono stati eseguiti finora 12.395 tamponi, è quanto emerge dal bollettino della Protezione Civile Nazionale diramato alle 18. Delle 870 persone attualmente positive nell'isola, 26 sono in terapia intensiva, 107 ricoverate con sintomi, 737 in isolamento domiciliare. Anche per questo saranno importanti i dati sull'epidemia che arriveranno nei prossimi giorni, al fine di dare alle autorità sanitarie regionali e a quelle politiche indicazioni sulle misure da adottare a partire da fine aprile per guardare eventualmente alla seconda fase, quella in cui far ripartire, sia pure con cautela, l'economia. Ieri il Presidente della Regione Cristian Solinas ha adottato nuove misure restrittive che vanno in controtendenza con quelle del Governo nazionale, ma in linea con quelle delle regioni che contano il maggior numero di casi come Lombardia e Piemonte. Misure criticate dall'opposizione e dalle organizzazioni di categoria per la tempistica con cui sono arrivate, proprio alla vigilia della possibile riapertura. Nell'isola comunque l'attenzione rimane alta al fine di non disperdere il lavoro fatto in queste settimane in cui si è riusciti a rallentare il ritmo dei contagi, consentendo alle strutture sanitarie di attrezzarsi e predisporre i posti di terapia intensiva, anche se per fortuna al momento non c'è stata la saturazione che si temeva un mese fa. Adesso l'obiettivo è quello di azzerare i contagi per poi guardare alla ripartenza non solo della vita economica ma anche di quella sociale che comunque dopo il coronavirus non sarà più la stessa.